Benvenuti su mediciercolono.it, il nostro portale che notoriamente si occupa di tematiche di esclusivo carattere medico. Oggi, nel momento in cui le luci dei riflettori sulle problematiche palestinesi si sono spente, sente l'obbligo di sensibilizzare l'attenzione della classe medica sul dramma sanitario che incombe sulla popolazione palestinese. A tal proposito abbiamo incontrato per un'intervista esclusiva l'ambasciatore della Palestina in Italia, nostro collega, il dottor Sabri Ateye, medico prestato alla politica, il quale ha lanciato un accorato appello alla classe medica italiana. Eccolo. Buongiorno, sono onorato di contribuire in questo messaggio alla società italiana, alla classe medica italiana, alla opinione pubblica in generale dell'Italia per il momento drammatico che vive il popolo palestinese, specialmente la cappa sociale più dove che sono i bambini, e chiamo a tutti i medici d'Italia per contribuire a recuperare tanto la salute fisica dei feriti come le sequele di questa occupazione che dura più di 40 anni. Vogliamo che questi bambini ritornino alla vita sociale normale, alla normalità. Vogliamo costruire una società pratica, una società attiva, una società sana. E questo bisogna della partecipazione di tutti per restituire tanti danni che ha fatto l'occupazione militare israeliana e l'aiuto per raggiungere a un Stato palestinese con l'aiuto di tutti. Con questa organizzazione sanitaria medica italiana credo che è una iniziativa bellissima che dimostra una sensibilità tanto della classe medica come politici dei comuni e della regione che hanno iniziato o lanciato questa iniziativa.